Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è espresso riguardo la questione trivelle, tornata alla ribalta negli ultimi giorni, confermando la posizione di coerenza con quanto sostenuto nel 2016 quando appoggiò il referendum per bloccare l'azione dell'estrazione di gas, referendum che all'epoca vide l'85,5% dei veneti esporsi contro le estrazioni. E continua affermando che seppur in questo momento di crisi energetica si è portati a pensare a tutte le soluzioni possibili, bisogna ricordare che il Polesine sta subendo il fenomeno della subsidenza, un calo dei terreni che in alcune aree ha provocato un dislivello di anche 4 metri. Non ci sono garanzie che questo fenomeno non si verifichi ancora, concluso al termine dell'incontro col vice premier Salvini, ministro alle infrastrutture. Pertanto il Veneto è contrario a ulteriori perforazioni, ma disponibile a potenziare le attività del rigassificatore.